Direttore, lei partecipa anche con il CRACA a questa importante iniziativa per l'edilizia che sono questi stati generali, questa conferenza programmatica, e però presenta un progetto concreto, uno sportello che può agevolare le imprese nell'accesso agli appalti non solo italiani. Ci racconta in breve questa esperienza e questo strumento che è a disposizione delle imprese artigiane. Sì, certamente bisogna trovare opportunità di lavoro, bisogna trovare le commesse e quindi in un mercato, ad esempio quale quello italiano, che è stretto di fatto e presenta tutta una serie di difficoltà, bisogna anche avere, diciamo, una prospettiva un po' più allargata e tentare, diciamo, altre opportunità. Una di queste, ad esempio, è iniziare a vedere anche fuori, diciamo, dai confini nazionali che cosa si può fare. Certamente è una cosa facile a dirsi, molto facile da realizzarsi. Perché? Perché per poter appunto sfruttare questo tipo di opportunità bisogna organizzarsi molto bene. Le piccole imprese per loro natura evidentemente hanno, diciamo, delle risorse che non gli consentono di fare, diciamo, delle operazioni complesse, quali potrebbero essere quello di gareggiare anche in partnership magari con altre aziende straniere a delle gare che magari vengono svolte in Svezia piuttosto che in Austria, piuttosto che in Polonia, eccetera eccetera. Quindi quello che noi stiamo facendo è preparare sostanzialmente le aziende in modo aggregato, quindi facendo rete, se ne parla tanto, ma questo è un caso molto concreto di reti che sono finalizzate a sfruttare, diciamo, nuove opportunità, quelle che ci sono e comunque quelle che devono essere assolutamente perseguite e quindi organizzarsi in maniera, diciamo, opportuna per poter affrontare questo tipo di sfide, quindi iniziare a competere su livelli, diciamo, di mercato, su dimensioni di mercato che certamente sono diversi rispetto a quelli che la singola azienda potrebbe fare sostanzialmente in maniera autonoma e indipendente. Quindi diciamo che in qualche modo stiamo dando l'opportunità all'edilizia di fare una cosa che non aveva mai fatto, cioè di esportare. Assolutamente, esportare in questo caso il proprio sapere, il proprio valore aggiunto. Infatti un'altra, diciamo, tesi importante che noi dietro a questa iniziativa in realtà stiamo creando è quello proprio di valorizzare il valore aggiunto, cioè il sapere del lavoro e quindi lavoro e capitale portato dall'impresa artigiana, valorizzarlo perché in questo momento il mercato non lo sta riconoscendo. Basta vedere l'andamento del valore aggiunto delle imprese nel settore delle costruzioni e addirittura nel nord-est vediamo che quello che negli ultimi 10 anni ha perso il 18%. In senso assoluto il valore più maggiormente negativo. Perché il valore aggiunto nel settore delle costruzioni ha avuto questa perdita che supera addirittura l'industria piuttosto che i servizi? Probabilmente perché, diciamo, c'è un mercato che non riconosce il sapere delle nostre aziende artigiane. Eppure i sistemi costruttivi veneti tradizionalmente sono sempre stati un grande, diciamo, asset, una grande capacità, una grande peculiarità che in questo momento il mercato non paga. Noi dobbiamo assolutamente far pagare giustamente questo sapere che è detenuto nelle nostre imprese.